La tragedia del ponte Morandi a Genova e i risvolti legati anche al viadotto Morandi ad Agrigento. Ascoltiamo il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano. Il deputato agrigentino del Movimento 5 Stelle, Michele Sodano, interviene a seguito di quanto accaduto al ponte Morandi a Genova, l'impegno attuale del governo nazionale nella prospettiva anche di interventi sul ponte Morandi ad Agrigento. Sì, quello che è successo a Genova è gravissimo e naturalmente il primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Dopo di ciò però è un momento di fare anche un'analisi politica e ciò che abbiamo scoperto è che Autostrade per l'Italia, che è una società che gestisce la maggior parte di autostrade e anche di ponti come nel caso del Ponte Morandi, chiaramente ha avuto una gestione per cui ha preferito dividere i profitti derivanti dai pedaggi, che fra l'altro sono i più alti d'Europa, senza investire ciò che era necessario nel mantenimento di questi ponti, e questo è un problema che riguarda tutta l'Italia. Per questo motivo noi abbiamo dichiarato uno stato di emergenza per Genova, sborsando già 5 milioni di euro per ripristinare la normalità per i cittadini appunto di Genova, ma abbiamo anche chiesto al board di Autostrade per l'Italia, quindi al direttivo, di dimettersi, e siamo pronti a far pagare loro una multa di 150 milioni di euro e naturalmente anche di revocare la concessione che in Italia appunto il nostro governo ha con Autostrade per l'Italia, perché se un privato ha fallito, ecco che adesso è il momento del pubblico di ritornare ad un serio piano di investimenti. Per questo motivo, con tutti anche i deputati del Movimento 5 Stelle siciliani, noi che attenzioniamo appunto la nostra aura, avremo presto un incontro con il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, perché non vogliamo che un caso Genova scoppi da nessun'altra parte. Per questo motivo quindi anche nei prossimi giorni andremo ad incontrare i dirigenti dell'ANAS, che sono i responsabili invece del ponte Morandi di Agrigento, quindi non la società Autostrade per l'Italia, perché a loro dobbiamo chiedere lo stato attuale delle cose per ripristinare i servizi e soprattutto per mettere in sicurezza tutte le strade. È una situazione non facile, ringraziamo tutti i soccorritori che non stanno smettendo dall'altro ieri di lavorare, non vogliamo che casi del genere avvengano molto più, ma ci tenevo a precisare che c'è tutto un impegno di questo governo. Se prima le autostrade, le infrastrutture erano una priorità, adesso comunque sono un'emergenza e per noi è primario appunto occuparcene, anche nazionalizzando una società come Autostrade per l'Italia.